Eccoci qua, allora vi presento il nostro primo interlocutore, ma questa volta in una veste diversa, perché Gianangelo Bellati questa volta è presidente di Venezian Cluster, consigliere delle Camere di Commercio di Monaco, Bruxelles e tanto altro ancora. Buonasera. Ben ritrovato, Grazie. Presidente. Allora, questa volta ci cimentiamo a parlare con lei per fare un po' una panoramica dell'Europa, delle opportunità che ci possono venire dall'Europa, delle incombenze che l'Europa ci pone, ne abbiamo viste già alcune, di direttive che abbiamo recepito e che quindi ci metteranno un po' in croce perché ci saranno anche delle sanzioni, ma di che cos'altro? Anche del MES, come giustamente lei accennava prima, che è altrettanto importante, delle scadenze prossime. Poi entriamo nello specifico perché vorrei, anzi facciamo così, prima entriamo nello specifico del Venezian Cluster, perché vorrei che, eccolo qua, lei spiegasse ai nostri telespettatori, c'è anche il sito per chi fosse curioso e si vuole avventurare, ed è una cosa anche molto interessante, che cos'è un cluster e cos'è il Venezian Cluster, perché è un termine che non è così di frequente utilizzo, no? Ma la traduzione, diciamo, in italiano, usiamo anche termini italiani, sarebbe più che altro distretto, oppure raggruppamento di imprese. È una politica importantissima dell'Unione Europea. Quindi distretto veneziano? Il distretto sì, veneziano. Diciamo che poi quando si usa la parola Venezia si sa che ha una grande efficacia ovunque si vada, quindi, però effettivamente anche perché la nostra sede è in provincia di Venezia, a Spinea, ma abbiamo una sede anche a Venezia, una sede a Vicenza. Il cluster è praticamente, come avevo detto, un raggruppamento di imprese, fa parte di quella politica dell'Unione Europea a favore delle piccole e delle micro imprese e vuole raggrupparle, vuole che si diano servizi comuni, che si diano servizi coordinati in modo tale da risparmiare soldi e da aumentare l'efficienza, per esempio che siano nei mercati esteri, per esempio per rispondere ai bandi di gara europei, che è un mestiere che noi facciamo costantemente perché è il nostro target più importante. Noi anche però, oltre che questo, che è una politica europea ma riconosciuta dallo Stato italiano, vedete tutti i servizi che vengono dati, ma è una politica anche della regione, per cui i cluster sono riconosciuti in Regione del Veneto come le reti innovative regionali. Ebbene, noi siamo anche Europe Direct, che sarebbe, c'è scritto Montagna Veneta perché siamo nel raggruppamento della parte nord del Veneto, dobbiamo dare tutti quei servizi di informazione, assistenza, consulenza ai cittadini e alle imprese per poter partecipare ai programmi, alle opportunità, ai finanziamenti europei. Ecco, torniamo un attimo indietro sulla slide che così ci delucida alcuni aspetti che sono estremamente interessanti, perché lei ha detto anche non solo imprese ma anche cittadini, no? Per esempio, chiedo alla regia se mi torna sulla slide così vediamo un attimo, eccolo qua, ricerca finanziamenti per la realizzazione di progetti. Immaginiamo dei giovani della montagna, per esempio della montagna veneta, però voi vi rivolgete anche alla pianura, giusto? Ma sì, perché poi noi siamo collegati agli altri Europe Direct, quindi lavoriamo insieme. Dei giovani oppure dei professionisti della zona di montagna veneta che vogliono realizzare un progetto. Ma hanno bisogno di finanziatori, quindi invece che andare alla ricerca dei finanziatori privati, che è sempre un po' rischioso per varie ragioni, o fare un qualcosa di innovativo, possono rivolgersi a voi. Ma diciamo sì, che noi dobbiamo offrire comunque un servizio di carattere istituzionale. Ciò non esclude anche per i soggetti pubblici che gestiscono uffici analoghi che dopo dei servizi più avanzati, perché quando bisogna scrivere un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico è un lavoro molto grande e quindi è naturale che ci sia da compensare in qualche modo anche un ente pubblico, però i servizi di base, che sono quei servizi di carattere informativo, di prima verifica, vale o non vale la pena utilizzare quel bando di gara per presentare un progetto, la nostra idea è valida oppure no. Questo primo servizio, che è un punto esplorativo, diciamo, è un servizio di carattere istituzionale, perché per essere Europe Direct vuol dire essere ufficio della Commissione Europea sul territorio, e quindi noi abbiamo vinto un bando di gara per poter rappresentare questo servizio della Direzione Generale Informazione della Commissione Europea sul territorio, e gli Europe Direct ce ne sono più uffici. Fra l'altro parlavo poco fa a Venezia, c'è un Europe Direct molto forte che è anche coordinatore a livello regionale, che è quello di Venezia, presso il Comune di Venezia, che ha anche una lunga storia.
Mi fa un esempio di qualcosa che avete seguito, che state seguendo, per essere ancora più chiari? In questi giorni, per esempio, ci stanno richiedendo delle aziende per poter sistemare dei diciamo, giovani imprenditori, aspiranti imprenditori, con il programma Erasmus per giovani imprenditori, che è un programma molto bello perché permette di avere un finanziamento, circa 900 euro al mese, per quel giovane come imprenditore, può anche non essere giovane di età, che vuole intraprendere un'attività economica. E allora gli si dice: bene, allora noi ti diamo questo finanziamento mensile, tu vai, ti mandiamo in Germania piuttosto che in Francia, piuttosto che in Lituania, e tu cerchi di realizzare questa tua idea presso l'impresa dove noi ti mandiamo. Questo vale anche all'opposto, quindi noi cerchiamo anche aziende che ospitino persone, giovani imprenditori, aspiranti imprenditori che arrivano da altri paesi d'Europa a venire da noi. Questo anche crea sentimento europeo, questa crea conoscenza delle differenze che ci sono in Europa, che sono tantissime ma che devono essere considerate una diversità, non un diciamo, impedimento a lavorare insieme, ma anzi, ed è un esempio. Ma l'altro esempio è: in questo momento abbiamo progetti nel settore della cultura. Noi fra l'altro ci occupiamo soprattutto di ambiente e cultura col Venetian Cluster, ma ambiente e cultura e turismo, ma sono praticamente delle competenze abbastanza orizzontali che ci portano a occuparci anche di ricerca e sviluppo. Quindi ci sono programmi adesso di carattere culturale, per esempio abbiamo adesso vinto insieme con Fiera di Longarone un bellissimo progetto che è il Gelato on the Road, che serve per appunto creare un itinerario, bellissimo itinerario con l'appoggio anche del Consiglio d'Europa, sede di Venezia, del gelato, che praticamente da quasi la Georgia arriva fino quasi al Portogallo, quindi un percorso interessante dal punto di vista culturale. Però poi ci sono programmi che ti finanziano dei progetti nel settore, che per esempio digitalizzazione delle imprese. Se si accede al nostro sito si possono trovare dei bandi di gara in questo momento per la digitalizzazione delle imprese turistiche, contributi piccoli. Adesso quello più grosso, 20.000 per ogni gruppo di imprese che si presentava, è chiuso ed è stato appunto già deciso quali sono i soggetti che riceveranno questi finanziamenti, ma adesso noi stiamo finanziando singole imprese per aiutarle a digitalizzarsi, perché nel settore del turismo, quindi digital, il settore del turismo, è fondamentale essere competenti nel digitale, e quindi piccoli finanziamenti da 1.000 euro, però abbiamo un notevole numero di imprese che finanzieremo, ed è un progetto europeo finanziato da Bruxelles, cioè i cluster vengono sempre più utilizzati anche per gestire dei bandi di gara a livello locale a favore delle nostre imprese micro e piccole, bandi di gara che sono finanziati da Bruxelles ma gestiti direttamente da noi, che è un lavoro impegnativo, ma che stiamo svolgendo. Adesso abbiamo ulteriori bandi che abbiamo vinto per ulteriori finanziamenti, basta accedere al sito. Infatti e si trovano prima stavamo vedendo che scorrevano. E ovviamente per avere questi finanziamenti non costa, perché sono soldi che diamo e si ottiene solo. In virtù di un progetto. In virtù di un progetto e di finanziamenti erogati direttamente da Bruxelles, perché questa politica per i distretti è una politica europea, voluta direttamente dalla Commissione europea, e siccome io ci ho lavorato da quando ero ragazzo, è evidente che questa cosa la sto seguendo con particolare interesse, perché offre la possibilità di dare uno sviluppo al nostro territorio, di portare risorse e creare posti di lavoro, che da noi che sembra che stiamo tutti bene, ma in realtà non è così. E il maledetto debito pubblico, mi spiace usare questo aggettivo un po' brutale, però è un maledetto debito pubblico, è una zavorra che ci portiamo addosso e che ci rende difficile tutto, perché rende per esempio le tasse onerose, pesanti, e questo ci induce quindi a cercare sempre di trovare, con la ricerca e sviluppo, con nuovi mercati, con nuove idee, di essere competitivi. E quindi di trovare sempre modo di sviluppare le nostre attività, perché creano così posti di lavoro che sono essenziali. Un'altra cosa, avete un team di più persone, no? Ma noi siamo, sì, non siamo tanti, fra diretti e indiretti siamo una quindicina di persone, però ecco, potenzialmente potremo anche crescere nei prossimi mesi, perché effettivamente abbiamo numerosi progetti che sono ancora che Infatti, perché aiutate un po' a districarsi nell'ambito di questi progetti. Sì, che non è facile. Infatti quando io parlo con tante persone, anche imprenditori, di progetti europei, finanziamenti e tutto, mi dicono... Sì, li capisco. Mal di testa. Li capisco, perché anche noi che siamo specializzati a volte è dura. Ma perché è così complicato? Ma non so, io... Lei che ha lavorato per tanto tempo in Europa. Io mi ricordo una Commissione europea, un'Unione Europea semplicissima, quando ero negli anni '80, che ero ragazzo, che lavoravo lì, e poi c'è stato come a metà degli anni '90,
non so, c'è stato, io lo chiamo un po' gli uffici complicazioni affari semplici, questi UCAS, è un virus per me purtroppo molto italiano che ha invaso anche gli uffici europei, perché non siamo ai livelli della complicazione amministrativa che abbiamo noi, però hanno imparato molto anche da noi purtroppo, e quindi c'è questo aspetto di complicazione che poi è anche favorito in certi casi a volte dall'informatica, perché io pensavo che il computer, l'informatica, la digitalizzazione avrebbero risolto e semplificato la vita di tutti noi, ma in certi casi non è così. Anzi, a volte anzi no? Immaginiamo soprattutto persone di una certa età, poverini, io non so come facciano, perché è veramente complesso anche dal punto di vista dell'hardware, no? Disporre di tutti gli strumenti per poter partecipare a questa innovazione digitale che stiamo vivendo. No, questo senza dubbio. I progetti invece che avete già seguito, che vi hanno dato particolarmente soddisfazione, in cui c'è stato un risultato significativo, ce ne sono? Ma sono normalmente i progetti che portano, i cosiddetti progetti Interreg, che ci portano a lavorare insieme con delle entità pubbliche o private di altre regioni confinanti vicine, e quindi sono questi progetti che nel nostro settore, quello della cultura e dell'ambiente, sono soprattutto dei progetti che hanno riguardato la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. Ma siccome mi occupo da tanti anni di progettualità, io ho una soddisfazione grandissima la ebbi per esempio con un progetto dove bisognava favorire i collegamenti nord-sud e anche quindi infrastrutturali, anche con la regione all'epoca. Nord-Sud Italia? Nord-Sud Europa. D'Europa. E mi ricordo che grazie a quel progetto riuscimmo a far riconoscere come asse paneuropeo di trasporto, che vuol dire poter avere finanziamenti, il corridoio che ancora non lo era, riconosciuto come tale dalla Commissione del Parlamento Europeo, che è il corridoio che da Ravenna, passando per Venezia, Udine e Tarvisio, arriva fino al Mar Baltico, fino a nord. E questo corridoio venne riconosciuto grazie ad uno di questi progetti da una lobby cosiddetta che si creò per avere l'appoggio delle istituzioni, per riconoscere, e fece sì praticamente che il Veneto è l'unica regione, insieme con Berlino, di tutta Europa che è attraversata da 3 assi paneuropei, quello che va su per il Brennero, questo nuovo, e quello est-ovest che dal Portogallo va verso l'Ucraina. Quindi in virtù di questa cosa qui ne abbiamo 3 di corridoi, che vuol dire poter avere finanziamenti. Vuol dire molto importanti, che non sono gestiti ovviamente da noi, ma dal Ministero dei Trasporti, la Regione, enti che sono a un certo livello, che hanno competenza. Forse non sono tanto a conoscenza delle persone proprio quando ci sono questi finanziamenti. Forse questo anche... sì, perché bisogna anche informarsi. Diciamo, una volta era un privilegio avere queste informazioni, adesso più che altro è una grande possibilità che c'è di avere queste informazioni, ma però bisogna appunto andare nei siti e cercare di capire come semplificare ciò che si legge, perché ormai su tanti settori dobbiamo avere coloro che ti aiutano a capire, e un po' questo è il nostro mestiere, se è una cosa veramente interessante. Faccio l'esempio banalissimo, che poi magari, ma tipo potrebbe essere che il ponte sullo stretto di Messina, per ipotesi, se analizzato sotto certi profili, aspetti e valenze, potrebbe avere dei finanziamenti europei. Assolutamente, anche perché c'è un asse che da sud Italia porta verso nord, non solo Italia, ma nord Europa, e quindi anche questo progetto potrebbe essere un progetto che ottiene finanziamenti magari non a fondo perduto sempre, ma magari prestiti a tasso assolutamente vicino allo zero, soprattutto se sono poi enti pubblici a realizzare, come è il caso di cui stiamo parlando, queste grosse infrastrutture. E questo si connette comunque al tema di una finanza sana, della possibilità di avere delle persone che sono in grado di presentare progetti di questo tipo, perché ci sono finanziamenti enormi. Infatti, e nel PNRR la questione... PNR è un altro capitolo. PNR come la vede? Comunque il PNR segue la traccia dei finanziamenti europei, soprattutto i fondi strutturali, no? Quelli che sono gestiti dalle regioni. Se però io considero che praticamente la massa di finanziamenti PNR è 4-5 volte quella normalmente gestita da una regione per i fondi strutturali, io ahimè, conoscendo i miei polli, come si usa dire, sono purtroppo poco ottimista sul fatto che si riesca ad utilizzare più della metà
dei stanziamenti che ci sono, a meno che non ci siano delle posticipazioni, quindi delle proroghe che vengono date, certo. Esatto, ecco, solo in quel caso riusciamo ad avere un utilizzo abbastanza buono, oppure che vengano fatte delle infrastrutture con questi fondi, come hanno fatto per esempio in Spagna. La maggior parte degli assi di trasporto spagnoli si vede scritto, se uno va in Spagna, la scritta finanziamento europeo, e allora sì che c'è un utilizzo molto forte di questi fondi. Però i capitoli sono quelli? Cioè certo, i capitoli sono questi, ma vediamo, perché per adesso si dice che sono raggiunti gli obiettivi, ma sono raggiunti gli obiettivi, diciamo, di programmazione, di gestione dei primi bandi. Adesso bisogna vedere l'utilizzo. Sì, perché poi se noi consideriamo molte volte che ci sono talmente tanti vincoli, appunto vincoli di carattere burocratico, un sistema anche che disincentiva il dirigente pubblico a mettere la firma, perché diciamo, dal danno erariale a tutte le altre responsabilità, anche una persona nella pubblica amministrazione molto onesta, come si auspica siano tutti nella pubblica amministrazione, ha paura di mettere la firma, perché anche se sbaglia in buona fede paga, anche magari con le tasche sue. Ebbene, o modifichiamo delle norme non europee, norme italiane, o altrimenti la situazione, diciamo, crea una complicazione burocratica che è tipica del nostro paese, che non facilita certo l'utilizzo di questi grossi finanziamenti. Lei non teme, per la sua esperienza, che poi, siccome questi soldi vanno restituiti, ci troviamo poi in una specie di cul-de-sac? Ma allora, se qualsiasi economista dice che se un finanziamento viene utilizzato a fini di investimento, o proprio se è sbagliato a decidere quell'investimento, ma normalmente ti ritorna. Mi viene in mente la Germania, che ha investito una massa di soldi enormi quando c'è stato l'allargamento verso l'Est Europa, e gli sono ritornati indietro. Quindi se noi invece di utilizzare i soldi, e questo è quello, no, che anche nella lotta per l'autonomia si mette in evidenza, per assurdo il residuo fiscale, i soldi che noi diamo alle altre regioni più povere, diciamo, dell'Italia, se questi soldi fossero utilizzati per fare investimenti e non per finanziare spesa improduttiva, spesa inutile, sprechi, potremmo anche raddoppiarli e ne avremo un beneficio di ritorno, soprattutto con l'aiuto del settore pubblico. Ma se ciò non viene fatto, allora alla fine non è un problema tanto di soldi che vanno o che vengono, è un problema che sono stati mal destinati. Quindi se il PNR viene utilizzato bene, alla fine non crea aumento del debito pubblico, ma se viene utilizzato male, in maniera inefficiente, potrebbe portare ad un aumento grave del debito pubblico, nel senso che non si riesce il debito pubblico a rimborsarlo, e questo continua ad aumentare, come sta succedendo adesso, perché noi stiamo arrivando piano piano a 3.000 miliardi e ricordando che il nostro PIL è sui 1.650, 1.700 a seconda, ci rendiamo conto che, spero non succederà mai, ma ci avviciniamo al 200% del PIL. Non ci siamo ancora, però la tendenza per il momento è quella, e quindi ecco perché dobbiamo essere molto bravi, tenerci buoni i partner europei che garantiscono il nostro debito, perché noi ogni tot dobbiamo vendere, lo Stato vende titoli, che vuol dire debito che viene comprato da altri, e se non sbaglio adesso siamo al 44% che è in mano estera del nostro debito pubblico. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a non far innervosire i paesi più ricchi, che stanno garantendo in Europa, soprattutto tramite la BCE o tramite il MES in futuro, questo enorme debito pubblico, che è questa palla al piede che noi abbiamo e che paghiamo in maniera molto cara con tante tasse. E più aumenta lo spread, più aumenta il costo di questo. Ecco perché è importante tenere un buon rapporto con chi ci garantisce il debito. Lo spread è basso, cioè il tasso di interesse è basso, quindi si pagano meno tasse. Se invece il tasso di interesse aumenta perché cominciamo a fare spese pazze o fare cose poco chiare, ecco che allora purtroppo potrebbe aumentare lo spread. Questo è molto peccato per regioni virtuose come la nostra, che io ho sempre verificato, detto e con le cifre a dimostrazione. Noi non abbiamo mai, per esempio come Veneto, generato debito pubblico, eppure però finiamo anche noi nel girone infernale. Ecco perché l'autonomia sarebbe una cosa importantissima a beneficio di tutto il Paese. Accendiamo anche a questo discorso, visto che è tra i temi di attualità, questo dell'autonomia. Assolutamente. Gliene faccio parlare dopo la pubblicità, quindi restate con noi pochi secondi.